Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Ben ritrovati gentili amici e amiche alla visione all'ascolto per quanto riguarda gli speciali dedicati da Friuli TV sul territorio. Vedete già collegato con noi Mario Anzil dalla sua postazione di servizio, come si dice in questi casi, direttamente dalla sede comunale di Rivignano Teoro. Innanzitutto buon pomeriggio signor Sindaco e grazie per la sua partecipazione. Buon pomeriggio Omar, e grazie per l'invito alle tue sempre interessanti trasmissioni. Allora, oggi parleremo con lei perché cominciamo, no, ad aprire una finestra informativa dedicata alla Fiera dei Santi 2022 che quest'anno tornerà in pompa magna dopo i 2 anni, insomma, no? Primo sabbatico saltato, l'anno scorso invece con le restrizioni, finalmente quest'anno si torna alla normalità. Una Fiera dei Santi che avrà tantissime novità, innanzitutto partendo proprio dalla location. Certo, quest'anno è ingrandita, è ampliata perché abbiamo la piazza nuova Agorà del Friuli, che sono oltre 20.000 metri quadrati in più rispetto a quelli che già potevamo offrire ai visitatori, il frutto della più grande riqualificazione urbanistica della storia del nostro comune. Abbiamo demolito 5-6 abitazioni private abbandonate da decenni, siamo arrivati fino all'area dell'ex consorzio agrario, quindi quest'anno la piazza Nuova Agorà del Friuli, la grande piazza Nuova Agorà del Friuli, farà il suo debutto alla Fiera dei Santi. Tra l'altro va detto che la piazza è già stata collaudata i primi di settembre con il grande concerto che Roberto Vecchioni ha offerto alla cittadinanza, e non solo, gratuito. Tantissime persone fino a tarda sera, era una domenica calda, la prima domenica di settembre, tantissime persone sono accorse a Rivignano, non solo per il concerto di Vecchioni, ma per tutto lo spettacolo che ne è emerso, perché dalle 15 fino alle 3 di notte avete veramente inondato di musica e di divertimento l'intera area del Medio Friuli, in un certo senso, no, signor Sindaco? Sì, giusto, più di 3.000 persone hanno partecipato a questa 12 ore di musica, una grande festa, ma ne valeva la pena perché inauguravamo la nuova Agora del Friuli. D'altra parte si può pensare che noi siamo solo dediti a organizzare delle feste, abbiamo parlato di questa, dell'inaugurazione del 4 settembre, ora parliamo della Fiera dei Santi che a cavallo tra ottobre e novembre da migliaia di anni si ripete con la sua magia. Ci pensiamo anche alle feste, e non solo, ma anche alle feste, perché sono un momento importante sia da un punto di vista economico e anche per il rilancio del turismo del Friuli, che ha delle grandi opportunità da un punto di vista turistico, ma anche da un punto di vista economico per la nostra comunità e anche per il piacere di stare assieme, che è importante e che è uno dei momenti più belli della nostra vita, quella di poter far festa assieme. Noi, insomma, Certo. quindi non ci vergogniamo di organizzare anche delle feste. Ecco, ricordiamo che tutta perché possiamo parlare di città di Rivignano, sarà coinvolta, no, in questi giorni di festa, perché non ci sarà solo una location unica, ma proprio un percorso studiato ad hoc con tutte le vie, anche la riscoperta, no, di vecchie abitazioni, di vecchi cortili, dove le associazioni locali allestiranno i loro set, non cinematografico, ma loro set degustativo, dove tutti potranno assaggiare e degustare le specialità tipiche della zona in questione. Ah sì, è esattamente come lo descrivi tu, che peraltro conosci molto bene questa fiera per averla vissuta per tanti anni. È una fiera tra le più antiche del Friuli, tra le più belle, come diceva Ugo Foscolo, apprezzata da Ippolito Nievo, che a lungo l'ha descritta nella Commissione di un italiano. È una fiera che ha una storia antica e millenaria,
ed è singolare come qui in Europa, a Rivignano, il giorno dei morti, a cavallo tra ottobre e novembre, si festeggiasse in modo anomalo, particolare. Contemporaneamente, prima della scoperta dell'America, anche in Messico, nello stesso periodo, si festeggia la morte. E quindi certo. c'è un fascino antico, però il segreto del successo anche contemporaneo di questa festa, oltre alla tradizione antica, è proprio questo spirito di comunità dove decine e decine di associazioni locali, centinaia di volontari si preparano per mesi per vivere questi giorni magici. Si dice che si apre una porta, in realtà non è l'unico luogo al mondo, Rivignano, dove si dice si apra una porta che consente di entrare in contatto col mondo di chi non c'è più. Ma a Rivignano se ne aprono addirittura due in quei giorni. Una col mondo di chi non c'è più, di chi c'è già stato e non c'è più, e una col mondo di chi deve ancora venire. E quando queste due porte, queste due anime di chi ha già vissuto e di chi deve ancora vivere si scontrano, allora sono fuochi e fiamme nei cieli di Rivignano. Allora si possono vedere delle battaglie di fuoco nei cieli di Rivignano. Certo. È una delle magie che si vivono in quei giorni, oltre alla nebbia che diventa viola, oltre al fatto che il vento quando ti accarezza la nuca potrebbe essere appunto la carezza della mano di una persona che conoscevi e che ti vuole salutare. Certo. Senta, tra l'altro dal 2019 lei ha istituito il 31 ottobre anche la festa del Friuli, no? In occasione della Fiera dei Santi. Sì, in realtà è la prima, mi pare dal 2017 la prima edizione, è la più grande festa del Friuli di tutti i tempi e ogni anno è la più grande festa del Friuli di tutti i tempi. È un po' un paradosso, ma è così, è proprio una voler riaffermare il 31 di ottobre che qualcuno chiama la notte di Halloween, invece voler riaffermare la nostra tradizione friulana antica delle cocis, che sarebbero le zucche, degli striis, che sarebbero le streghe, e delle aganis, cocis, striis e aganis. Agane sono delle fate d'acqua dolce che escono dall'ostella e sono buone e ti aiutano a risolvere Buono alcuni in tutti i sensi. buone e anche carine, quindi sì, in tutti i sensi, a meno che non siano un po', perché possono essere anche dispettose in certi casi, ma insomma sono Certo. non cattive. E quindi diciamo è un voler riaffermare il 31 di ottobre la nostra tradizione friulana, e lì la notte del 31 ottobre è una notte bianca, una nox est nobis dormienda, diceva Catullo più di 2000 anni fa, e siccome una notte eterna dovremo dormirla, questa notte bianca del 31 ottobre dura molto, la musica fino all'alba, per tutta la notte, in piazza c'è festa, insomma è una magia fatta da storia, tradizione e dalle persone che vivono questi eventi. Certo. Senta, poi ricordiamo, avremo anche altri appuntamenti per parlare approfonditamente della Fiera dei Santi. Non vogliamo svelare nulla, chiaramente, per quanto riguarda il programma 2022, però c'è il gran finale poi il 2 novembre con il Festival della Canzone Funebre. Beh sì, si inserisce perfettamente in questa tradizione che, come descriveva Ippolito Nievo, aveva questa singolare caratteristica il 2 novembre, il giorno dedicato alla commemorazione dei defunti, dopo essere andati nei cimiteri a una preghiera per i defunti, a Rivignano si usava fino a notte fonda ballare in piazza sul Brear, questo tavolato in cui si ballava, e dice Ippolito Nievo, le donne ballavano così forte da perdere i sentimenti e le scarpe. E questa tradizione di ballo, di canti del giorno dei morti è stata appunto riproposta con questo Festival Mondiale della Canzone Funebre, che da ormai qualche lustro si ripete e che appunto, oltre a scherzare sulla morte, è anche l'occasione per dedicare una produzione poetica su questo tema che in qualche modo ci riguarderà da tutti, e quindi cantautori da ogni parte vengono a cantare della morte. E questa notizia singolare ha fatto il giro del mondo, è stata pubblicata anche sul New York Times, oltre che su tutti gli organi della stampa nazionale. Quindi dal 29 ottobre, sabato, fino al 2 novembre, mercoledì, ogni sera, ogni giorno, c'è qualcosa da vedere, da vivere, e difatti ogni anno decine di migliaia, centinaia di migliaia di persone, lo si vede dalle immagini,
affollano davvero all'inverosimile le piazze e le vie del centro per rivivere questa tradizione che ha 1000 anni di storia e che vuole continuare. Novità delle novità per quanto riguarda il comune di Rivignano Teor, arriva il treno. Insomma, non è che avete deciso di fare una deviazione lungo la ferrovia Pontebana da Codroipo per poi ricollegarsi magari con la bassa, quella che porta a Trieste. Però c'è questa novità del treno, ci può spiegare di che cosa si tratta? Qui cambiamo completamente argomento. Beh, sì, tra le opere pubbliche, allora evidentemente non facciamo solo feste, ma ci occupiamo anche di immaginare come possa essere il nostro comune fra 50 anni, fra 40 anni, non solo domani, per capire come possa, cosa si possa fare adesso per trasformarlo allora in un posto dove sia più bello vivere. E bisogna fare delle luoghi di socialità, abbiamo pensato, detto prima, la nuova grande piazza, la riqualificazione urbana più grande della storia del comune appena completata, ma bisogna anche trovare delle attrazioni che soddisfino questi requisiti, che diano un'offerta piacevole a ragazzi, famiglie che possono divertirsi e che nel contempo rappresentino anche un'opportunità economica anche per gli operatori in diretta, anche per gli operatori del territorio. Questi requisiti li soddisferà perfettamente, io ci credo moltissimo, questo parco dei treni che sono delle locomotive, dei treni a vapore esattamente identici agli originali storici, in ogni piccolo dettaglio, solo in miniatura. Sono più piccole delle locomotive normali, però ci si può salire sopra, si può circolare. Il primo passaggio sarà creare questo parco tematico, unico in Italia, ce n'è altri in Europa e fanno milioni di visitatori in Svizzera e in Germania, ce ne sarà uno anche in Italia, a Rivignano, abbiamo iniziato a costruirlo. Questo parco tematico che si chiamerà Rivignano Centrale, il nome della stazione, dove si potrà contemplare appunto queste repliche esattamente identiche all'originale in scala delle locomotive a vapore, che funzionano a vapore esattamente come l'originale, e ci si potrà fare dei giri per i bambini e per le famiglie. E questo è il primo passaggio, quindi unico in Italia, non unico in Europa, perché ci sono altri casi che abbiamo studiato. Però possiamo dire, insomma, state portando avanti una passione anche per bambini di tutte le età, in un certo senso. No? E poi la caratteristica, e poi sarà la fase 2, che per cui saremo unici al mondo. Faremo un collegamento da Rivignano fino a Villa Otelio ad Aris, 3 chilometri abbondanti, nel parco comunale dello Stella, attraverso prati stabili, correndo sopra l'acqua, sopra le paludi, dove ci sono le sabbie mobili, le piante carnivore, e si arriverà da Rivignano ad Aris. Tutto questo è possibile anche grazie alla collaborazione di questa associazione friulana, Vapore Vivo, appunto, che si occupa di costruire questi modelli che sono veramente straordinari e che gestirà questo impianto. Grazie a questa sinergia sarà possibile una cosa che sarà criticata, ma di cui io sono convinto sarà una grande opportunità per il nostro comune. Bisogna avere, un amministratore deve non guardare solo al domani, ma a un futuro più lontano, 20 anni, 30 anni, 50 anni, ma deve anche avere il coraggio di portare avanti le idee in cui ci crede, se è convinto che siano buone, anche accettando delle critiche. Noi su questa cosa l'abbiamo fatta, io ci credo molto e sono convinto che sarà una grande opportunità, se la si saprà portare avanti, se la si saprà gestire bene, ma bisogna rischiare. E poi mi permetta, signor Sindaco, di sottolineare questo: entrare con il trenino in scala ridotta all'interno anche del parco, come ha detto lei, di Villa Otelio Savorniana d'Aris, ma anche visitare proprio quelle aree naturalistiche, no? Che sono incastonate nel verde del suo territorio a bordo di un treno, penso sia il sogno non di tutti, ma proprio di tutti, no? Perché lì si può veramente respirare e conoscere ancora meglio il territorio del vostro comune. Esatto, io immagino che questa possa essere un'esperienza talmente affascinante, come dici giustamente, è talmente facile da vivere e economica, perché alla fine non costerà 10 euro fare il viaggio, forse anche meno, da Aris a Rivignano o viceversa, attraverso questa che è la realtà
cioè il parco tematico qui non è ricostruendo una realtà fantastica, ma è visitando quei luoghi straordinari che sono veri, e cioè rimpossessandosi un po' anche di un turismo di cui si è perso la cognizione. Cioè adesso spesso c'è un turismo rapidissimo, morgi e fuggi, in cui ti mostrano delle cose ricostruite per fartele vedere che non sono vere. In questo caso sarà un'esperienza che chiunque potrà fare, che sarà un'emozione e che sarà un vedere, un toccare, un vivere una cosa che esiste davvero e che merita essere vista. Bene, grazie signor Sindaco per questa chicca, quasi in anteprima nazionale, perché mi sembra che sulla stampa ci sia stato soltanto un piccolo passaggio per quanto riguarda l'area locale, no? Però proprio a livello... Omar arriva sempre primo in tutte le cose belle. Ho avuto il semaforo verde come l'ETR 300, sono piombato, il Settebello, come si dice, sono piombato di corsa sul posto. Tra l'altro abbiamo avuto proprio in questi giorni la fortuna di ammirare l'Arlecchino, che era l'ETR 252, l'elettrotreno sia per area di festa San Daniele, che ha fatto la tratta Trieste Centrale, Gemona e Udine, e poi l'altro giorno proprio nella Bassa Friulana è transitato in occasione di Barcolana. Chiaramente non vedremo l'ETR 252 Arlecchino in scala reale su Livignano, però potrà succedere di vedere, come ha detto il sindaco, una copia originale, perfettamente originale, proprio per viaggiare su questi binari all'interno della natura e respirare insomma qualcosa di unico nel suo genere. Grazie signor Sindaco, la lasciamo, so che anche lei ha dei impegni molto importanti a livello operativo e torneremo per quanto riguarda Focus su Livignano la prossima settimana con un servizio direttamente in loco per cominciare a vedere i preparativi della Fiera dei Santi 2022 e cominciare magari a conoscere meglio quelle che sono magari le associazioni che stanno operando all'interno della fiera e soprattutto cominciare a svelare alcune particolarità di quello che sarà il programma 2022 di quest'anno. Perfetto, per respirare un po' l'aria dei preparativi, certo. l'aria frizzantina di desiderio di fiera, e per bere magari anche un bicchiere assieme. Omar, e quello non guasta mai. delle osterie del paese. Bene, grazie al sindaco Mario Anzil, grazie a voi gentili amici e amiche per la visione all'ascolto. Ulteriori news come sempre sul nostro sito friulitv.net. Non so che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata e alla prossima. Legno Interni, falegnameria dal 1946. Rivenditore di porte a Udine, Gorizia e Trieste. Porte blindate, pavimenti, serramenti, scale, arredi su misura, punto di riferimento nella qualità e nel design. La falegnameria opera nel campo dell'artigianato e mette a disposizione del cliente la sua conoscenza per offrire un prodotto all'avanguardia, in grado di soddisfare anche i clienti più esigenti. Legno Interni, la tua casa su misura.